Se dal 2012 il numero verde della regione 833 43 43 aveva registrato 11.300 telefonate, da marzo a fine 2020 le richieste di aiuto allo sportello inoltre sono moltiplicate passando a 3.200. Sono gli effetti collaterali del coronavirus che generano ansia e depressione. Praticamente abbiamo concentrato in pochi mesi quello che di solito si faceva in un anno ed è una cosa importantissima perché la gente, i cittadini ha ritenuto giusto avere un confronto sui temi psicologici importanti. E la nostra mente reagisce alla paura con un eccesso di disturbi legati all'ansia, disturbi di attacchi di panico, a tutte quelle manifestazioni che sono incontrollabili quando la paura è tanta. Finora una sola persona ha manifestato intenti suicidari. Gli attacchi d'ansia colpiscono ogni fascia d'età, ma i più fragili risultano essere gli uomini. Soprattutto l'età, la fascia che va dai 30 ai 50, poi dai 50 ai 70, ma c'è una fascia interessante che è quella degli ultrasettantenni, cioè anche gli anziani, soprattutto quelli che si sono trovati soli. I timori e le angosce si sono modificate negli ultimi mesi. Se all'inizio c'era soprattutto la preoccupazione di contagiarsi, la difficoltà a stare chiusi in casa, adesso chi chiama sono soprattutto i contagiati dal virus, quindi il timore di poter avere dei sintomi più gravi, quindi un ascolto anche delle sensazioni, dei disturbi e poi la preoccupazione di contagiare i propri cari oppure come gestire, avere dei consigli su come gestire i propri cari, soprattutto gli anziani. Il servizio è sempre attivo. Noi siamo un'equipe di 10 psicologi e ci si alterna al telefono per dare un servizio alla comunità veneta H24 e 7 giorni su 7, perché anche le ore della notte sono ore in cui si può telefonare per avere comunque un colloquio psicologico.